regionali, il risultato delle urne conferma le previsioni. Il candidato del centrodestra Stefani è il nuovo presidente del Veneto con oltre il 60% dei consensi. La Lega supera di gran lunga Fratelli d'Italia ed è il primo partito. Zaia trascinatore con decine di migliaia di preferenze. Stefani riceve il testimone da Zaia e da Padova ringrazia i leader della coalizione I Veneti. Sarò il presidente di tutti, al primo posto i bisogni delle persone. Il centro-sinistra centra l'obiettivo prefissato in questi mesi 30% alla coalizione guidata da Manildo, tengono PD e Alleanza Verdi-Sinistra. Il vero exploit è quello di Riccardo Zumschi, resistere supera il 5%, abbiamo fatto l'impresa, dice il medico di Santa Lucia, al momento sotto il 2% Rizzo e Bui. È la Lega il primo partito anche nella Marca Trevigiana, seguito dal PD e nel capoluogo l'atteso duello tra alleati viene stravinto dal partito di Conte e Salvini. Affluenza mai così bassa alle regionali, in Veneto ha votato appena il 44% degli aventi diritto, la Marca Trevigiana si ferma al 43,7%, solo Preganziolo e Paese superano il 50%. L'incendio all'11° piano del grattacielo di Via Pisa, dopo la paura le reazioni politiche di tragedia scampata, parla il sindaco di Treviso, mentre il PD va all'attacco. La tragedia della piccola Ludovica, la bimba di 2 anni, morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre mercoledì, i funerali a Mel. Un lupo passeggia a Valdobbiadene e si infila nel mercato cittadino. Cittadini incuriositi ma anche preoccupati, l'allarme degli agricoltori, il racconto di una mamma che se l'è trovata davanti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo non al consueto orario perché abbiamo lasciato spazio alla lunga edizione straordinaria dei nostri telegiornali per i risultati delle elezioni regionali e per i commenti. L'avete sentito appunto nel corso della nostra diretta, il risultato delle urne ha confermato quelle che erano le previsioni. Il candidato del centrodestra Alberto Stefani è il nuovo presidente della regione del Veneto con oltre il 60% dei consensi. La Lega supera di gran lunga Fratelli d'Italia ed è il primo partito. Luca Zaia, trascinatore con decine di migliaia di preferenze. E proprio poco fa, l'avete sentito nella diretta, il neopresidente Alberto Stefani da Padova ha ringraziato i veneti e i leader della coalizione di centrodestra che l'ha sostenuto. Sarò il presidente di tutti, ha detto, al centro metterò i bisogni delle persone. Sentiamo un estratto dal discorso del nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani. Ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, ringrazio Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. È stato un lavoro importante, abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità, l'abbiamo fatto con coraggio, tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale della nostra agenda amministrativa e del nostro programma amministrativo. Abbiamo dimostrato che non ci sono temi di proprietà di una coalizione, ma che tutti i temi possono essere affrontati anche dal centrodestra proponendo delle iniziative concrete. L'abbiamo fatto sul sociale, l'abbiamo fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto sull'ambiente, l'abbiamo fatto sul lavoro proponendo una forte integrazione degli istituti di formazione professionale e tecnica con il mondo delle imprese, l'abbiamo fatto sulle infrastrutture, abbiamo lanciato un programma coraggioso ma che parte dall'orgoglio dei grandi risultati ottenuti dall'amministrazione Zaia e con la prospettiva di guardare alla società dei prossimi decenni, che sarà una società più longeva, che quindi dovrà tener conto di questa circostanza per garantire servizi socioassistenziali a una popolazione che invecchierà sempre di più e alla quale va doverosamente data attenzione, con RSA attrezzate, con quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, con dei servizi socioassistenziali e territoriali a portata di mano, dei servizi per la prima infanzia, servizi educativi. Ci siamo soffermati molto su questi aspetti e
ne sono orgoglioso, siamo orgogliosi di averlo fatto perché sono i temi che interessano ai veneti e sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda politica. Abbiamo parlato molto anche di imprese, con un tavolo antiburocrazia. Una delle prime misure che adotteremo, oltre a istituire un assessorato al sociale, è quello di creare un tavolo di contrasto alla burocrazia per quanto riguarda appunto gli aspetti di carattere regionale, che ponga attorno a un tavolo tutte le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori economici. E sul fronte degli alleati del centrodestra, dalla sede regionale di Fratelli d'Italia a Mestre, sentiamo le parole del segretario regionale Luca De Carlo. È un risultato che è figlio di un candidato governatore della Lega, di un governatore uscente della Lega, e che ha attirato a sé tanto consenso, dovuto ai suoi 15 anni di lavoro, e quindi non ci stupisce, insomma, noi siamo cresciuti del doppio rispetto a 5 anni fa, ma era evidente che un partito che potesse schierare il candidato uscente e anche quello entrante avesse un vantaggio, specialmente dopo la delusione magari di parte di un elettorato per non aver avuto il proprio candidato presidente. Ma insomma, questi sono dati secondari rispetto alla nostra felicità nell'aver contribuito a questa straordinaria vittoria con oltre il 60%, e quindi da domani inizia una nuova era, è quella nuova era di Alberto Stefani, ma con Fratelli d'Italia al suo fianco, e che saprà dare il contributo che i veneti si aspettano. Insomma, credo nulla di particolarmente così strano rispetto alle aspettative. Ed ora in casa centro-sinistra, Manildo ha detto poco fa che è rimasto colpito soprattutto dal dato dell'astensione. Bisogna lavorare per riavere come politica la fiducia dei cittadini, ma sentiamo quindi il commento a caldo del candidato presidente per la coalizione di centro-sinistra, Campolargo, l'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. La nostra coalizione è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione io come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta ed equa, è una conquista di giustizia sociale che non possiamo perdere. I veneti però hanno deciso di non andare al voto. Sì, questo è un problema molto serio, il 44% di astensione ci deve interrogare tutti, e la politica deve dimostrare di essere capace di rinnovare, di meritare la fiducia. In questo momento non ce l'ha, e su questo dobbiamo lavorare maggioranza e opposizione per elevare il livello di capacità di proposta. Questa tornata elettorale è andata, no? Però la forbice si è accorciata. Lei giustamente diceva questo è l'inizio, perché da qui in poi ci si potrebbe arrivare. Sì, questo è il cammino, era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Penso che da domani io incomincerò con la responsabilità di essere il responsabile del capo dell'opposizione, lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei prossimi anni. Il vero exploit di questa tornata elettorale è stato quello di Riccardo Zumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piavere. Resistere supera il 5%, siamo riusciti a fare l'impresa, ha detto appunto il medico di Santa Lucia, con un programma incentrato su sanità pubblica, autonomia regionale e libertà di scelta. Sentiamo le parole di Zumski. Felice, contento, se l'aspettava? Insomma, che sono felice sicuramente, non solo per me, ma per la mia famiglia e per tutti quelli che mi hanno collaborato, i volontari che hanno perso notti, lavori e quant'altro.
che me l'aspettassi qualcosa sentivo nell'aria, perché andando a incontrare la gente, facendo riunioni popolari, insomma c'era un entusiasmo, c'era un qualcosa che bolliva sotto che mi diceva forse che c'era un consenso. Poi in queste dimensioni, ecco, dire che ero sicuro assolutamente no. Che fosse un buon risultato sì, che superavamo il 3% ne ero quasi sicuro. Lei ha detto che è stata un'impresa, perché? Perché noi prima ci siamo costruiti così da soli, abbiamo battuto il Veneto prima di decidere di partire, poi siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, che non è stata una cosa così scontata, che non so quanti faranno in futuro, tenendo conto appunto che non avevamo struttura organizzativa. Raccolte le firme e anche la corsa in mezzo alla popolazione per incontrarla, per spiegare, non avendo risorse da spendere in maniera importante per la pubblicità, per insomma certi occupare spazi di altro genere, e anche con una certa limitatezza di presenze, insomma, da qualche parte su qualche stampa, però insomma il risultato è un'impresa, insomma, credo che è una giornata storica. Quanto può pesare il suo popolo deluso, volontari, cittadini insoddisfatti sul risultato finale? Può davvero trasformare il movimento in una forza stabile in regione? Ma se saremo coerenti con quello che abbiamo predicato, quello che è stato il mio passato, perché tutto sommato anche la mia coerenza sia da sindaco che da medico ho visto che è stato un valore apprezzato. Dovremo continuare su questa strada, ci organizzeremo, vedremo, poi ci sono i difetti di crescita nel tempo, ma chiaro che non verremo meno a quello che è stato l'imprimatur che ci hanno dato i cittadini, cioè rappresentare veramente le istanze del popolo, e d'altronde l'astensionismo dimostra che i partiti tradizionali non interpretano più quello che pensa la gente. Ora che lei è stato eletto consigliere regionale, quali delle sue proposte, sanità, autonomia, Guardia Civile veneta, ha maggiori probabilità di essere ascoltata o realizzata? Ma io credo che sulla sanità sarà necessario fare una riflessione profonda, perché è la cosa principale, l'hanno toccata tutti, anche quelli che hanno governato dicevano che la sanità, quindi questa è un'esigenza della gente, di pari passo con l'autonomia, che sono le risorse, parliamoci, è inutile parlare di competenze, ci vogliono le risorse, la prima autonomia che abbiamo è la sanità, dobbiamo portare a casa delle risorse maggiori, poco ma sicuro, facendo di tutto, anche in maniera ad oltranza, con tutto quello che significa, per portarle a casa. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, alla mia famiglia prima di tutto, ai miei collaboratori, ai cittadini che hanno creduto in noi, e a Patrizia Brensà, una delle socie che hanno fondato Resistere, che è deceduta, insomma, al mio pensiero a lei, insomma, che ci ha creduto e non è qui a godere con noi. Ed ora parliamo di un altro dato che è uscito dalle urne, quello dell'affluenza che crolla. In Veneto ha votato appena il 44,6% degli aventi diritto, oltre 16 punti in meno rispetto a 5 anni fa. Record di votanti nel Padovano, con il comune di Carmignano di Brenta che supera il 61%, record di astenuti invece nel Bellunese con Soverzene, dove ha votato poco più del 18% degli aventi diritto. In provincia di Treviso solo 2 i comuni, Preganziol e Paese, nei quali si è superato il 50%. 44,64% contro 61,16%. È tutto in questo raffronto tra oggi ed il 2020 il quadro impietoso dell'affluenza al voto in Veneto per le elezioni regionali, un tonfo di oltre 16 punti percentuali che fotografa la poca affezione dei cittadini alla partecipazione ed il fatto che il partito dell'astensione è quello della maggioranza assoluta. Nessuna provincia raggiunge il 50%, record si fa per dire di votanti nella provincia di Padova, che raggiunge il 49%, seguita da Vicenza 45,1%, Verona 44,7%, Venezia 44%, Treviso 43,7%, Rovigo 41% e Fanalino di coda Belluno con il 35,2% dei votanti, anche se nel bellunese l'elevata presenza di residenti all'estero ha un peso rilevante sul dato dell'astensione. Spulciando i dati dei comuni, il record di votanti si registra ancora nel Padovano, a Carmignano di Brenta,
con il 61,7%. Qui era candidato il sindaco Pasqualon dell'UDC. Nella Marca è Preganziol, il comune con maggior affluenza, 50,9%, ed assieme a Paese, 50,4%, sono gli unici comuni trevigiani ad avere superato la soglia della metà degli aventi diritto. Situazione simile nel Veneziano, con 2 comuni che hanno superato di pochissimo il 50%, Marcon e Fossò. In provincia di Verona il primo posto dei votanti va a Velo Veronese con il 57,6%. Nel Vicentino il comune dove si è votato di più è Pozzoleone con il 54,7%. In provincia di Rovigo è il piccolo comune di Gaiba a raggiungere il 52%, nel bellunese Zoppè di Cadore il 53,11%. In assoluto il record negativo di votanti va al comune bellunese di Soverzene, dove ha votato appena il 18,6% degli aventi diritto, poco sopra il 18,8% di Cibiana di Cadore. Solo 2 dunque in provincia di Treviso i comuni che hanno superato la soglia del 50% dei votanti. Si tratta di Preganziole Paese, di poco sotto il comune di Maserada con il 49% e Carbonera con il 48%. Nel comune capoluogo ha votato il 47,6% degli aventi diritto. Intanto il record di astenuti va invece al comune di Cison di Valmarino con appena il 25,5% degli aventi diritto al voto e Cessalto con il 30%. Chiedo intanto ai colleghi della regia di farmi sapere se abbiamo in collegamento dal K3 Lucio Zanato, che dovrebbe essere con il presidente uscente del Veneto Luca Zaia. No, non abbiamo neanche Christian Arboit da Padova. No, non abbiamo nessuno, per cui io direi a questo punto di sentire l'intervista che ci ha rilasciato poco meno di un'ora fa il presidente uscente Luca Zaia al K3 nel corso della nostra edizione straordinaria dedicata appunto alle elezioni, una intervista nella quale Zaia si toglie anche più di qualche sassolino dalla scarpa. Sentiamo. E avere questo risultato per me, al di là dell'elezione, mi si apre il cuore, perché poi penso che dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. Penso che un risultato come questo oggi significhi ancora di più di tutte le elezioni che ho fatto, perché dopo 15 anni e mezzo i cittadini danno un segnale di gradimento di quello che ho fatto, e quindi questo zittisce le tante voci, poche diciamo omeopatiche di coloro che hanno sempre qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, ma dimostra anche che il cittadino è vicino a noi. E poi un segnale, penso che sia anche un segnale di riconoscenza rispetto anche a tutto quello che ho subito prima, me lo lasci dire, prima di queste elezioni, perché no alla lista Zaia. Se oggi avessimo avuto la lista Zaia, questa maggioranza avrebbe avuto ancora più consiglieri, voglio ricordare, e si governa con i consiglieri, non con le chiacchiere. No al nome di Zaia su simboli, avanti così. Alla fine ho detto, se sono un problema cercherò di renderlo reale. Adesso tutti hanno capito cosa intendevo, andate a guardare i dati e avete capito. Ma allora questo problema adesso come si concretizzerà? Beh, penso che si concretizzi e si stia consolidando con i risultati elettorali, che immagino che se avessimo chiesto ai bookmaker inglesi di dare delle quote avrebbero detto impossibile. Abbiamo realizzato una mission impossible, diciamolo fino in fondo, perché comunque stanno venendo fuori dei risultati di un partito che l'anno scorso alle europee aveva il 12-13%, non mi ricordo quanto, oggi vola, e quindi vuol dire che la Lega, quando si tratta di presentarsi sui territori, lavorare nei territori, è ancora il partito di riferimento. Per quale provincia opterà? Per curiosità. Ecco, anche questa, direttore, è un'informazione che è stata maldestramente diffusa per evitare di farmi tirare su voti in altre province. Il consigliere votato, eletto in più, come nel mio caso, unico caso, eletto in più collegi, anzi in tutte e 7 le province, da quello che ho capito, non sceglie la provincia, ma il calcolo matematico, quindi non è un'opzione ma è una designazione. Quindi anche quando avete vissuto, ho visto dichiarazioni serie, non serve votare Zaia in questa provincia piuttosto che in quella, perché lui sceglierà Treviso. Io non posso scegliere proprio
proprio nulla. Sarà il calcolo matematico della Corte d'Appello che mi dirà in che provincia verrò eletto. Questo significa, per me non cambierà nulla perché comunque sarò consigliere, ma significherà molto per chi viene dopo di me, perché vuol dire che scatta un consigliere. Presidente... In 6 province scatterà il consigliere, dopodiché rispetto alla regione ho detto io entrerò in consiglio regionale, come ho già detto, anche perché eventuali scelte su quello che posso fare in futuro non saranno scelte immediate, per cui comunque garantirò la mia presenza sicuramente dall'inizio. Ecco, allora ritorniamo a Padova, ora nella sede di Stefani. Vedo il nostro Christian Arboit in collegamento con il nuovo presidente del Veneto. A te, Christian. Grazie Marta. Presidente Stefani, tiriamo le fila di un lungo pomeriggio elettorale. Le chiedo proprio una sua reazione umana in questo momento. Qual è il suo sentimento prevalente? Beh, un sentimento di forte responsabilità nei confronti del Veneto e dei veneti che mi hanno affidato questo incarico importante. Lo voglio affrontare con lo stesso stile che ho adottato in campagna elettorale, rispettando gli avversari, soprattutto senza fare polemiche, senza attaccare. I veneti non vogliono scontri ideologici, vogliono risposte concrete anche su temi nuovi che abbiamo affrontato. Abbiamo affrontato il tema del sociale in maniera decisa, l'abbiamo posto al centro dell'agenda politica. Abbiamo detto di dare forte importanza ai servizi per la prima infanzia, ai servizi educativi, a un piano casa per i giovani, ad RSA attrezzate, a servizi socioassistenziali vicino a casa. Abbiamo parlato anche di sostenibilità ambientale in maniera concreta, di rigenerazione urbana, di imprese, di contrasto alla burocrazia. Abbiamo affrontato il tema della manodopera qualificata, del mondo imprenditoriale, chiedendo un'integrazione sempre maggiore tra gli istituti professionali, gli istituti tecnici e del mondo delle imprese. E abbiamo proposto tante iniziative per i giovani laureati. Serve un forte piano importante per i giovani, lo vogliamo sviluppare, lo vogliamo attuare, così come serve una forte attenzione alle fasce più fragili della popolazione, ovviamente tenendo conto di alcuni trend demografici. Una popolazione che invecchia sempre di più, una longevità maggiore, richiederà di ripensare anche da un punto di vista urbanistico e anche dal punto di vista dei servizi quale sarà il Veneto del futuro, e noi questo Veneto lo dobbiamo disegnare fin da subito. Domani lei sarà a Venezia? Domani io sarò già all'Opera e, come è giusto che sia, i risultati elettorali durano un giorno. Il giorno dopo iniziano le risposte che devono essere date ai cittadini. Io ho fatto il sindaco e un sindaco sa che deve dare risposte e io voglio darle fin da subito, dal primo momento. Quindi buon lavoro ad Alberto Stefani, presidente della regione del Veneto. Dovevano essere 2 minuti sono stati. Marta, ti posso mostrare questa sala che si sta pian pianino svuotando. Resteranno probabilmente i giornalisti, già tanti esponenti politici se ne sono andati. Uno degli ultimi appunto a lasciare la sala è Alberto Stefani. Insomma, queste le sue parole dopo tante dichiarazioni politiche. Insomma, abbiamo così anche indagato un po' su quelle che sono le emozioni del momento. Per adesso, insomma, vediamo il candidato, grazie davvero Simone Merlo, il candidato che se ne sta andando, gli ultimi saluti e appunto adesso si comincia a lavorare. Domani quindi il presidente Stefani sarà a Venezia. Per il momento è tutto, Marta. Con Simone Merlo dal Crown Plaza di Padova di Dimena ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Ritorniamo a Treviso, ritorniamo al K3 perché ci chiede di nuovo la linea il collega Lucio Zanato. Il presidente uscente Luca Zaia è tornato indietro per commentare le parole pronunciate poco fa dal segretario della Lega Matteo Salvini. L'avete sentito nell'edizione straordinaria. A te, Lucio. Grazie Marta, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Buonasera. Allora, il presidente uscente Matteo Salvini, il segretario nazionale, ha detto innanzitutto che lei può fare qualunque cosa. Allora, vista la valanga di consensi, cosa farà? C'è un proverbio in Veneto che dice tutti io vol ma nessuno i ciò. Nel senso che andrei piano con i discorsi, nel senso che mi spiego. E io ringrazio, apprezzo tutto quello che si dice, che io posso fare tutto quello che voglio, ma in questo momento
il mio pensiero è stato quello di occuparmi della regione fino all'ultimo. Prova ne sia che non ho neanche accettato di correre per un seggio sicuro in Europa, che peraltro sarebbe stato ben remunerato, per mantenere la parola con i veneti. Quindi sono arrivato fino all'ultimo giorno di miei 15 anni e 6 mesi. Quindi sono anche peraltro con un record del presidente più longevo della storia di questa regione. Dopodiché entrerò nel Consiglio regionale, sarò a disposizione di Stefani se vuole che gli dia una mano, ma lui deve essere indipendente, autonomo e tutto, perché è in grado di farlo. E nel frattempo leggo che potrei fare il sindaco di Venezia, leggo che potrei fare il presidente dell'ENI, leggo che potrei occuparmi in Parlamento e poi magari fare ministro. Tutte queste robe comunque se verranno avanti non se ne parla prima di mesi, cioè parliamo prima dell'estate o giù di lì. Quindi nel frattempo occupiamoci del Veneto. Seconda cosa, sempre il segretario Salvini ha detto che lei e Stefani siete la punta dell'iceberg della Lega. Ma non è che Luca Zaia a questo punto con tutti questi consensi sia un po' l'iceberg della Lega? Ma non lo so, ma questo lo dobbiamo far dire ai cittadini. Guarda, io in tutti questi anni penso di aver dimostrato, non mi sono mai montato la testa. Io sono il presidente nella storia della Repubblica Italiana che ha preso più voti e nel 2020 ho quasi raggiunto il 77% dei consensi e questo penso che sia fondamentale, cioè avere sempre i piedi per terra. Consideri che il mio mondo, ma che poi anche la vita, questo mondo è un mondo nel quale la riconoscenza non esiste, perché non c'è di peggio che prendere una persona che magari gli dai una mano e molto spesso poi si sente un premio Nobel quasi quasi dice che lui ti ha dato una mano a te. Vabbè, e poi bisogna ricordarsi che c'è sempre un inizio e una fine. Tutti mi chiedono in questi giorni ma come si sente? Mi sento come uno che aveva chiaro che dal 2020 l'amministrazione sarebbe finita nel 2025, punto. Funziona così. Poi quanto alle mie incompatibilità, la roba assurda che fino a qualche ora fa ero incompatibile per il terzo mandato, adesso non più, perché adesso si è superata l'incompatibilità. Una roba assurda, però funziona così. Grazie Presidente. Grazie uscente, adesso a te la linea Marta. Grazie a Lucio Zanato con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi chiudiamo per ora questa pagina dedicata alle elezioni. Andiamo con la cronaca, torneremo naturalmente subito dopo la fine del TG di Treviso alla politica con Ring che naturalmente continuerà con i risultati e i commenti di questa tornata elettorale. La cronaca ci porta ad Altivole per l'ennesimo colpo in abitazione accaduto a San Vito, ma i ladri questa volta sono stati inseguiti da alcuni residenti con bastoni e chiavi inglesi e costretti a fuggire. È accaduto ieri sera in via Brioni, è stato un residente che rientrando a casa si è accorto di movimenti e rumori anomali all'interno dell'abitazione, ha quindi fatto scattare l'allarme per un tentativo di furto in corso, subito lanciato nel gruppo WhatsApp creato ad hoc per la sicurezza della zona. Sul posto si è precipitato un gruppetto di cittadini che hanno messo in fuga i ladri, probabilmente 3, che sono scappati dalla stessa finestra che poco prima avevano letteralmente scardinato. Poi è iniziata una caccia all'uomo con l'utilizzo di un drone con termocamera in uso a uno dei residenti. I ladri, grazie a questo al buio, sono riusciti a dileguarsi, sono stati allertati naturalmente anche i carabinieri. Torniamo ora a parlare dell'incendio che ha devastato un appartamento sul grattacielo di Via Pisa nella notte tra sabato e domenica. Il sindaco e l'opposizione fanno il punto sugli accadimenti e sul futuro del grattacielo. Sentiamo. Fatemi innanzitutto ringraziare i Vigili del Fuoco, la Questura di Treviso, Carabinieri di Treviso, Polizia Locale, Protezione Civile e Guardia di Finanza, perché c'è stata davvero una grande movimentazione istituzionale per mettere in sicurezza tutti i nuclei familiari presenti all'interno del condominio. Era successo circa alle 2 del mattino, quindi le ore anche più fredde, bambini, anziani, però c'è stata davvero una grande reazione delle istituzioni e della comunità. Per fortuna poi dopo qualche ora tutto si è abbastanza ridimensionato, di fatto abbiamo 2 nuclei familiari ospitati in una struttura ricettiva, gli altri sono potuti con qualche disagio ma comunque in sicurezza rientrare nel condominio. All'indomani dell'incendio di Via Pisa la sensazione è quella di scampato pericolo e di gestione competente dell'evento, con minimi disagi per residenti
residenti e sfollati degli appartamenti adiacenti, anche se il problema di fondo resta quello evidenziato da alcuni proprietari, ovvero che alcuni inquilini non sarebbero allacciati alle utenze e metterebbero a rischio l'incolumità degli altri residenti. Certamente il condominio di Via Pisa rappresenta un elemento di difficoltà in alcune situazioni, di criticità che devono essere attenzionate, che sono attenzionate devono essere maggiormente attenzionate dai servizi sociali, anche dell'amministrazione di Treviso, affinché certe situazioni anche di disagio e di degrado o di mancata integrazione vengano risolte. Anche Pelloni ringrazia le forze dell'ordine perché si è scampata la tragedia, ma torna a chiedere maggiore attenzione sia da parte dell'amministrazione comunale sia di quella del condominio su quei proprietari che offrono alloggio ma non allacciano le utenze. Questo dovrà essere verificato e bisognerà capire di chi sono quegli appartamenti e chi è il proprietario di questi appartamenti ha il dovere di gestirli nel rispetto anche di tutti gli altri condomini. È chiaro che l'emergenza sociale in alcuni appartamenti di Via Pisa deve essere attenzionata dall'amministrazione e dalle amministrazioni di condominio. Ultimo saluto a Samuel Vincenzi, il 15enne morto sabato in ospedale dopo 10 giorni di agonia. Si svolgerà giovedì alle 15 nella chiesa di Fara di Soligo, mercoledì alle 19 è invece prevista una veglia di preghiera a cui si unirà la comunità del quartier del Piave per stare vicino alla famiglia colpita da un lutto straziante. Il ragazzo è precipitato dal ponte di Vidor, dal quale si era gettato dopo aver annunciato via social con un video la sua volontà. Il disperato tentativo degli amici, del sindaco Maria Perencini e dei carabinieri di impedire il gesto estremo purtroppo non è bastato. Quando è stato ritrovato il 15enne era già sul greto del Piave in condizioni gravissime. Domani la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Di questo tema e di disabilità si è parlato oggi in un convegno a Santa Caterina. Sentiamo. Violenza di genere e disabilità, un tema che raramente si affronta ma che è stato al centro dell'8° convegno promosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sì, e devo dire che è un tema che ci ha fatto molto riflettere e ci ha messo molto in discussione. La proposta è arrivata dall'UICI durante un colloquio. UICI siede al tavolo per le disabilità del Comune di Treviso e l'idea è stata subito quella di mettere insieme le competenze del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza di genere e da lì è nato un gruppo di lavoro. Oggi siamo qui per iniziare ad esplorare questo mondo che ci trova molto impreparati e sta emergendo proprio dalle relazioni non solo su Treviso, anzi forse l'incontro proprio di oggi e il cammino per arrivarci dimostra un'attenzione particolare della città, ma ci trova impreparati come paese. Il risvolto dell'amore è quando l'amore non è più positivo, romantico, ma può incappare in gesti di violenza. Per poterlo prevenire è importante divulgare il fatto che anche le persone con disabilità possono amare, hanno una vita di relazione affettiva e un bisogno intenso che va aiutato e supportato per una buona espressione e in sicurezza. Discriminazioni multiple che derivano da una maggiore vulnerabilità anche per le modalità con cui queste donne possono o meno fare denuncia, e il lavoro da fare deve partire da una rete che parta anche dalle scuole. Per la prima volta abbiamo affrontato l'aspetto da un punto di vista multidisciplinare, quindi dall'accoglienza alla testimonianza, alla denuncia, e questo è un primo passo per cominciare a fare qualcosa di concreto anche nei confronti di queste donne che subiscono un doppio svantaggio. Noi come Commissione abbiamo scelto soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, da quando ci siamo insediati, di andare dai ragazzi. Noi vogliamo portare il messaggio trasversale della violenza di genere e degli stereotipi e della parità in generale tra i ragazzi, perché pensiamo che le nuove generazioni debbano essere formati. Intanto il Comune di Treviso installerà una panchina rossa proprio nel suo cuore pulsante, i giardini di Sant'Andrea.
una panchina rossa che vuole essere un simbolo non solo di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza assistita ai minorenni, ma soprattutto un richiamo forte. In quel contesto sarà visibile 365 giorni l'anno per farci riflettere sulla nostra consapevolezza nelle relazioni violente, dal linguaggio a invece poi il femminicidio, che è un po' l'apice di questa piramide. Lieve scossa di terremoto oggi intorno a mezzogiorno è stata avvertita in diverse zone dell'Alta Marca, magnitudo 2.1, epicentro localizzato 2 km a nord di Paderno del Grappa, in territorio comunale di Pieve del Grappa. Non si sono registrati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita soprattutto da coloro che abitano nei piani più alti di palazzine e condomini. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Vediamo ora le divertenti e incredibili immagini che ci arrivano da Valdobbiadene, con un lupo che passeggia in paese, si infila nel mercato cittadino, con i residenti incuriositi ma anche preoccupati. Camminava fra le vie del centro cittadino. Un lupo adulto è stato visto dalla gente nel cuore di Valdobbiadene. A raccontarcelo una mamma che stava portando la figlia a scuola e se l'è trovato accanto. Mi sono accorta di avere un animale che correva a fianco alla macchina e un po' impaurito, guardando bene non era un semplice cane ma era proprio un lupo. Girando nelle poste di Valdobbiadene, dove di solito mia figlia scende per andare a scuola, mi sono trovata che il lupo era spaesato e quindi cercava, una via di fuga. L'animale è finito però nel bel mezzo del mercato cittadino tra bancarelle e persone incuriosite. Mi sono recata da mio cugino che ha la bancarella proprio nella piazza di Valdobbiadene, dove aveva appena fotografato anche lui questo lupo che correva disorientato nel mezzo delle bancarelle. Quindi adesso non abbiamo più paura solo in mezzo alla campagna, ma ci chiediamo come mai arrivano proprio così vicino anche in centro città. Ormai sta diventando una consuetudine che il lupo si avvicini alle case e alle persone. Maria Teresa Gatto è riuscita ad immortalare il predatore che correva tra una piazza ed una strada alla ricerca di una via di fuga. Ora la preoccupazione tra allevatori e agricoltori è alta. Maria Teresa è la figlia di Beppi Boretto, titolare di un'azienda agricola. 2 anni fa un lupo era riuscito ad entrare nella proprietà e a sbranare alcune pecore. Conosciamo il pericolo di questo predatore, ci dice. Per fortuna non è successo nulla, però sarebbe potuto accadere, perché non si sa mai come un lupo possa reagire davanti alle persone, magari a qualche bambino che in maniera innocente gli si avvicina per toccarlo. Il sindaco Luciano Fregonese ha incontrato i carabinieri del Corpo Forestale, che hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere testimonianze di chi ha visto il predatore. Si stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Solo dopo, ci dice il sindaco, valuteremo eventuali provvedimenti. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Ed ora la tragedia della piccola Ludovica, in primo piano da Belluno, la bimba di 2 anni morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre. Mercoledì i funerali a Mel. Potrebbe configurarsi il reato di omicidio colposo per il medico che aveva dimesso Ludovica, la bambina morta a causa di una meningoencefalite batterica scatenata da uno streptococco pneumonie, una patologia che avrebbe invece richiesto il ricovero con idratazione e trattamento con terapia antibiotica. I primi esiti dell'autopsia condotta nelle scorse ore al San Martino di Belluno dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli hanno però indotto alla richiesta dell'inserimento di un secondo perito, come ci spiega l'avvocato che rappresenta i genitori della piccola vittima. Il CTU ha disposto degli ulteriori approfondimenti. Verrà nominato, perché non penso che oggi lo abbia ancora fatto, un ulteriore specialista per fare questi approfondimenti, e all'esito dei risultati delle analisi che verranno fatte sapremo dire qualcosa. I genitori della piccola, chiusi nel loro dolore, stanno affrontando il momento con grande dignità e riservatezza. 2 genitori che hanno perso una bambina improvvisamente.
potrà ben capire che sono molto forti, perché sono forti, vogliono capire che cosa è successo e per il momento, come potrei definire la loro situazione, sono molto provati ma molto decisi a capire che cosa è realmente successo. Quello che accadrà è presto per dirlo. I tempi tecnici potrebbero anche essere di alcuni mesi, forse 3, forse 4, a seconda da quando entrerà in scena questa nuova figura richiesta dal CTU. Il procedimento penale va avanti d'ufficio, lo sapete meglio di me, c'è la possibilità per le persone offese, quindi tutti i distretti congiunti della piccola, a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale. Le sembra un'ipotesi verosimile che ci sia un procedimento penale che Non ci sia una colpevolezza? Potremo dirlo soltanto all'esito di questi ulteriori approfondimenti che sono stati disposti dal CTU. Domani la giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne. I carabinieri di Belluno hanno incontrato questa mattina gli studenti al Teatro Comunale. Dino Buzzati. La linea d'azione dell'Arma si articola appunto su 4 punti, noi le chiamiamo le 4P della Convenzione di Istanbul e sono appunto quella della prevenzione dei reati, del perseguire gli autori dei reati, del proteggere delle vittime e del partecipare alle politiche sociali sul tema. Quello di oggi ne è un esempio. Ed è quello che oggi i carabinieri di Belluno hanno fatto incontrando nel Teatro Comunale di Nobuzzati gli studenti di 2 istituti superiori. Una iniziativa voluta e promossa insieme alla Procura della Repubblica, rappresentata dal sostituto Alberto Primavera, dall'ufficio scolastico provinciale e dal circolo Soroptimis di Feltre Belluno. Se guardiamo la statistica degli ultimi anni abbiamo un calo tendenziale. Mi spiego, nel 2022 ci sono stati 130 femminicidi, 110 nel 2024 e in questa prima fase del 2025 contiamo 73 episodi. Il calo è tendenziale, ma in ogni caso nessun episodio è accettabile, anche un solo episodio non ci farà desistere dalla prevenzione e dal contrasto. Lei è vissuto in altre realtà territoriali, possiamo dire che forse qui a Belluno stiamo un po' meglio che altrove? Ma io lo direi con molta cautela, la violenza di genere è un fenomeno trasversale, sì, ha a che fare con la cultura, con le tradizioni locali, ma gli episodi concreti che noi registriamo ci dimostrano che è un episodio trasversale, che riguarda tutte le fasce sociali e tutte le località d'Italia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. La sigla, poi le previsioni del tempo con il nostro meteo e subito dopo la linea torna a Ferdinando Avarino con Ring, questa edizione speciale dedicata alle elezioni regionali. Grazie a tutti per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.